Niente, io faccio veramente a tutti quanti, alle vostre famiglie, un grande augurio per un buon Natale, delle buone feste. Speriamo che il 2017 sia un anno foriero di buone novità per tutti quanti, di tanta serenità, e continuo a confidare nella vostra collaborazione, perché noi, ahimè, siamo sempre piuttosto in difficoltà dal punto di vista soprattutto numerico. Quindi grazie a tutti e di nuovo tanti auguri. Lascio la parola al nostro vice sindaco e poi parla da voi. Sì, proprio per gli auguri. Intanto vi porto gli auguri del sindaco, che ha avuto impegno in prefettura, quindi non c'è per quello, mi ha detto di fare anche voi gli auguri. Bisogna ridire quello che abbiamo detto già in altre occasioni e che ha appena detto il comandante. Senza le associazioni di volontariato, senza le persone che hanno a cuore la città, l'amministrazione può fare, ma già a fatica, senza il nostro aiuto veramente la difficoltà sarebbe ancora maggiore. Finiamo quasi un anno che è stato, io definisco complicato. È stato complicato perché il mondo ormai è complicato, perché comunque da questa crisi non siamo ancora usciti, anzi risentiamo ancora di quelli che sono i riflessi della crisi. E quando le persone non hanno lavoro e quindi non portano lo stipendio a casa, a partire dalle relazioni dentro le famiglie e poi a curare lo spettro nella città, tutto diventa più complicato. Diventa più complicato perché le amministrazioni tentano di fare, devo dire che questa amministrazione sul sociale ha investito 10 anni fa come sta investendo adesso, e non è stata poca cosa ed è stata comunque una scelta di supporto a chi veramente la difficoltà la vive quotidianamente. Vi devo dire che dal mio punto di osservazione, quello dell'ufficio affari sociali, i segnali sono preoccupanti, perché ormai eliminato tutto il superfluo, la gente sta eliminando il necessario. C'è la difficoltà a fare la spesa, c'è la difficoltà ad mandare i figli a scuola, c'è la difficoltà ad andare dal medico, e questo non lo diciamo solo noi, ma lo dicono anche le istituzioni con le quali collaboriamo, parlo di azienda sanitaria, di scuola, ma ancora oltre, proprio dalle associazioni che seguono, per esempio il Centro di Aiuto alla Vita, la San Vincenzo, la Caritas. Ecco, da loro ci vengono appunto informazioni che ci preoccupano e per le quali noi dobbiamo prendere dei provvedimenti, perché questo è il ruolo della politica, quello di sapere cosa succede non solo dal nostro osservatorio, ma anche da quello che ci perviene dagli altri soggetti che con noi collaborano, e dobbiamo mettere in atto delle politiche che diano delle risposte rispetto a questi servizi. E questo si scontra con tante cose, si scontra col fatto che non vorremmo aumentare le tasse, e non l'abbiamo fatto fino adesso, però se il contributo che noi davamo alle famiglie tramite CSP 4 anni fa era di circa 60.000 euro all'anno, quest'anno il report ci dice che siamo arrivati a 220.000 euro. Sono 3 volte tanto, quasi 4 volte tanto. E questo sicuramente ci mette in difficoltà, perché se il bilancio del comune è passato da 50 milioni a 24, voi capirete, e questo per i tagli che vengono dal Ministero, voi capirete che noi da qualche parte i soldi dovremo pur trovarli. Ecco perché è così importante l'aiuto del volontariato dall'amministrazione, perché ora abbiamo approvato ieri in Consiglio Comunale l'assunzione di 2 vigili, ma sappiamo che ne occorrerebbero di più, come sappiamo che occorrerebbero degli operai in più, però insomma la coperta è corta, se la tiriamo verso la testa ci rimangono i piedi scoperti, se la tiriamo verso i piedi. L'assessore alla protezione civile. Credo che, visto che faccio parte di questa amministrazione, credo che la FEI abbia davvero fatto un discorso che io non posso aggiungere altro, ma lo condivido perché l'abbiamo parlato, di questi problemi. Io mi allaccio ai ringraziamenti che ha fatto lei a voi volontari, a noi volontari, no? Perché questo davvero, io sono volontario una vita, ma toccando veramente tutti gli aspetti dell'associazione di volontariato, quello che
sto dicendo che da 2 anni, come ho detto alla Fili, che le cose dobbiamo farle insieme, e anche il fatto che siamo ospiti nell'associazione Carabinieri, questo è un esempio, no, di collaborazione. Collaborazione che tra le associazioni di volontariato deve essere comunque fatta anche con l'amministrazione, e questo è un punto a nostro favore, sia per l'amministrazione che sia per le associazioni di volontariato. Siete persone in gamba, con un forte valore quello del servizio, e noi dobbiamo, come dire, sfruttarli, no? Non si può sfruttarli, perché siete davvero un valore aggiunto importante per noi, per la città e soprattutto per le persone che hanno bisogno. Non aggiungo altro, quello che ha detto la Feli, se non altro che io sono davvero molto contento di stare qui con voi, perché vedo un ambiente abbastanza caldo, no? Ci diciamo qualche volta anche un po' di tutto, no? Perché insomma... Ci vogliamo bene poi, dai. E poi ci facciamo, cioè, io e lei ci facciamo sempre, quindi non è sempre buono, Sì, sì, ci mancherebbe altro. Mancano più volte. Io bacio tutti, altrimenti sarei presto. Vi faccio gli auguri, e quest'anno è stato davvero un po' difficile, abbiamo camminato tantissimo. Il prossimo anno sarà sicuramente magari un po' più difficile, ma il cammino, insomma, dobbiamo sempre farlo insieme, sicuramente sarà un cammino importante. Io adesso sono anche un po' personale, perché no, vedo le facce amiche, quindi sono contento di essere qui a farvi gli auguri e a farci gli auguri. Chiaramente portate anche i miei auguri personali alla vostra famiglia e buona tarde. Dai un applauso anche a te. Certo. Buonasera a tutti, siamo sempre onorati di ospitarvi in associazione, perché anche noi facciamo il volontariato per la città, ed è una cosa meravigliosa. Bisognerebbe solo trovare più risorse umane, e vi chiedo se avete amici o conoscenti, perché sia nella protezione civile, che è importantissima, come nell'associazione Carabinieri, perché il volontariato, voglio dire, negli ultimi anni è davvero diventato determinante, e chi lo fa, come diceva l'assessore, ha dei valori in più rispetto agli altri, perché chi fa qualcosa, guardate la Fiorella, e la Fiorella voi non lo sapete, cioè, voi la vedete durante il giorno, ma la Fiorella alle 5 del mattino, credetemi, quando tutti sono a dormire, lei è lì con la sua umiltà che scopa, pulisce, no? Ma novi, quindi non deve dimostrare niente a nessuno, dimostra a se stessa che ama la sua città e ama tutto quello che ne sanno, no? Quindi Fiorella è un esempio da seguire, e da seguire un esempio anche il vostro, perché in occasioni di disastri che sono successi, chi gravi, chi meno gravi, insomma siete sempre stati presenti. Ringrazio io anche i miei soci che alle volte vanno a colmare davvero quei problemi di carenza di personale che hanno, perché non è neanche colpa loro. So che una volta, magari negli anni 80, 70, ce n'erano tanti, no? Allora si diceva, ecco, gli sprechi, no? Quello non fa niente, quell'altro, era esagerato forse una volta, però oggi si hanno ridotto veramente all'osso. Quindi la salvezza siete voi, siamo noi, chi ha lo spirito del volontariato. Per cui, oltre a farvi gli auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie, vi chiedo se riuscite, perché credo che per i valori che avete voi conoscete gente che ha valori come voi, e quindi convincetevi a fare il volontariato, perché intanto ci guadagniamo il paradiso, che è importante, perché paradiso proprio noi, certo, e ci guadagneremo il paradiso sicuramente, e poi faremo del bene a noi e agli altri. E purtroppo dico, perché non è colpa dell'amministrazione, perché in tutta Italia sono ridotti così, con i problemi che hanno di assunzioni, di personale e tutto, andiamo veramente ad aiutare a migliorare la nostra città e renderla più vivibile. Buon Natale a tutti, buon anno! Adesso ti do un bacio.